Scende in piazza il circolo Antonio Gramsci del Partito della Rifondazione Comunista di Sora. Domenica 7 giugno con lo slogan "Sora non si amministra come una bisca di giocatori d'azzardo", il circolo invita la cittadinanza a partecipare al dibattito che avrà luogo in piazza Santa Restituta dalle ore 11. Siamo dentro una crisi epocale, prima sanitaria e adesso sta sfociando in tutta la sua tragicità in una crisi economica e sociale. Noi nella giornata di domenica come Rifondazione Comunista saremo in piazza Santa Restituta per tutta la giornata per presentare ai cittadini quali sono le nostre proposte. Vogliamo un reddito per tutte e per tutti perché nessuno può e deve rimanere indietro. Chiediamo una patrimoniale perché crediamo che oltre che giusta sia necessaria patrimoniale sulle grandi ricchezze. Stiamo vivendo appunto un'epoca dove ad oggi non solo in Italia ma in tutto il mondo persone non hanno alcuna fonte di reddito, quindi vivono nella povertà assoluta, in piena incertezza del domani per loro e per i loro figli. Quindi per questo chiediamo e vi rinvitiamo a stare domenica mattina con noi in piazza Santa Restituta per appunto dirvi quali sono le nostre proposte per il futuro. Domenica, oltre alle tematiche nazionali, andremo a toccare anche le tematiche del Comune di Sora. L'ennesima lite tra la maggioranza di questa città in un periodo in cui questa città non se lo può permettere. Questo è l'epilogo di un'alleanza che era costruita male e iniziata su patti e ricatti, perché come fa a stare un sindaco che si professa socialista ad allearsi con gli eredi di Giorgio Almirante e con gli eredi del Movimento Sociale Italiano? Noi crediamo che questa crisi vada trattata nei modi migliori, non con le liti, non con quello che hanno messo in campo. Quindi chiamiamo alla responsabilità questa amministrazione. Questa città non si può permettere un'amministrazione che casca, perché come stanno adesso è possibile che questa amministrazione casca al prossimo Consiglio Comunale e non ce lo possiamo permettere. Quindi noi abbiamo anche delle proposte, le faremo alla cittadinanza domenica in piazza, sperando che le cose cambiano, altrimenti io penso che questa amministrazione debba prendere l'unica strada che può prendere, che è quella delle dimissioni. E se non hanno idee, se non hanno progetti per questa città, che lo facessero subito, perché più tempo passa e più tempo si spreca e più questa città può morire, soprattutto le fasce più deboli.